senza, dovevo, se non ha, e schiera. Bene, un buongiorno a tutti, a chi è qui presente, a chi ci sta seguendo in streaming. È veramente con profonda emozione che ospitiamo oggi nella Casa dei Veneti, la sede appunto del Consiglio regionale del Veneto, la presentazione delle iniziative dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, conosciuta da tutti come ANDOS, un acronimo che è conosciuto veramente da larga parte della popolazione, e che anche quest'anno arricchiscono l'Ottobre in Rosa, ovvero il mese dedicato alla prevenzione al femminile. Ringrazio la collega Milena Cecchetto, amica e collega, per aver promosso questo momento e anche per la sua personale sensibilità che su questo tema ha sempre dimostrato e per il sostegno che anche appunto costantemente riserva e nel quale mi coinvolge per le attività che vanno verso la tutela della salute delle donne. Perché in fondo Ottobre Rosa è una chiamata alla responsabilità di ciascuno di noi, non solo delle istituzioni, ma di ogni cittadino, ogni comunità, ogni professionista. È il tempo in cui la prevenzione diventa protagonista, quando parole come diagnosi precoce, screening, stili di vita sani, supporto psicologico, benessere fisico e mentale non rimangono concetti astratti ma azioni concrete. ANDOS, fin dalla sua fondazione, ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere le donne operate al seno e non solo nel percorso medico-chirurgico, ma anche nella dimensione interiore di chi affronta la malattia, del recupero, del reinserimento nella vita quotidiana. Oggi queste attività si estendono a tutta la prevenzione, informazione, educazione, momenti di incontro, spazi dove il dolore diventa condivisione e la paura diventa speranza. Il programma messo a punto anche quest'anno nel nostro Veneto è molto ricco e vasto, coinvolge tantissimi comuni con decine di iniziative, open day, incontri formativi, momenti dedicati al benessere fisico e psicologico, attività creative, camminate, musica, anche per far sentire ogni donna accolta nel suo percorso e ogni famiglia sostenuta nel suo carico. Ho visto che il programma completo deve essere ancora svelato, ma con altrettanta enfasi tengo già a citare per tutti la marcia in rosa, prevista per domenica 12 ottobre a Cagnano di Pogliana Maggiore, in provincia di Vicenza. La prevenzione significa ridurre le distanze tra il timore e l'azione, tra ciò che non sappiamo e ciò che possiamo scegliere. Significa che ogni donna debba sapere che esistono strumenti, dallo screening mammografico alle visite specialistiche, e che non è sola se decide di utilizzarli. Significa che la comunità intera, le istituzioni, il volontariato, i professionisti uniscano le forze per offrire non solo cure, ma ascolto, dignità, bellezza, speranza. In questo Ottobre in Rosa mi piacerebbe che il messaggio fosse questo: non dimenticare se stessa. Ogni controllo, ogni passo verso la prevenzione è un gesto di amore verso sé, ma anche verso chi vive accanto a te, famiglia, amici e anche l'intera comunità. Io passo la conduzione della giornata alla collega Milena Cecchetto, che ripeto su questo tema da sempre, ma da quando era sindaco, da quando è arrivata qui in Consiglio regionale, si è sempre spesa in maniera importante e magari tralasciando un po' di chiacchiere e andando più alla concretezza come è il suo stile. Milena, prego. Buongiorno, io sono molto onorata di avervi qui. Questa conferenza stampa per presentare ANDOS in Veneto è una cosa che avevo in mente di fare da sempre. Io vengo da un'esperienza, mia madre è morta nel 1991 di tumore al seno. Al tempo non c'era nulla, quindi una volta diagnosticato il male la donna si trovava da sola, non esisteva lo screening e non esisteva l'informazione. Si trovava da sola la donna, ma si trovava da sola soprattutto la famiglia, e quel senso di impotenza che si prova nei confronti di una persona malata al nostro fianco credo che sia una delle cose più
oltre che segnare la persona, non si riesce a dimenticare. Quindi quando io ho saputo che esiste Andos e ho la fortuna di averla nel mio comune a Monticchio Maggiore per l'Ovest Vicentino, ehm, oltre a ringraziarle ho sempre dato il massimo supporto, perché so cosa fa un'associazione come voi nei confronti delle donne ammalate, ma anche nei confronti dei familiari e di chi ha il malato vicino. Oggi presentiamo Ottobre Rosa. Ottobre Rosa è la prevenzione e quindi è tutta la parte, diciamo, prima della malattia. Una cosa che noi donne dimentichiamo: siamo preziose e tante volte, se noi non ci ricordiamo di noi stesse, siamo le prime che poi si trovano in difficoltà. Quindi questo mese, il prossimo che arriva, Ottobre Rosa, è per ricordare a tutte le donne che siamo importanti e che c'è una rete di donne che aiuta, e dietro a questa rete c'è tutta una struttura veneta di cui dobbiamo andare orgogliosi, sanitaria, sociale, che supporta. Basta solo battere una porta, e porte se ne trovano ovunque, grazie a voi che sul territorio ci siete dovunque e comunque. Quindi questa conferenza stampa ha l'intento di dire a tutte le donne del Veneto: ragazze, non siete da sole, siamo in tante, siamo pronte ad aiutarvi, prendetevi cura di voi stesse. Io passerei la parola come primo intervento ad Andos Ovest Vicentino con la vicepresidente, la dottoressa Annalisa Albiero. Allora, come ha detto Milena, io sono Annalisa Albiero, la vicepresidente del Comitato Andos di Ovest Vicentino. Porto i saluti della nostra presidente Isabella Frigo, che per motivi di lavoro non è presente. E con me c'è anche un'altra volontaria, Lucia Franzoi. Il nostro comitato è nato a Montecchio Maggiore il 4 dicembre del 1998 per volontà del dottor Graziano Meneghini, che è attualmente il direttore del Dipartimento Transmurale della Breast Unit, e della nostra past president Piera Pozza. È un momento molto importante per il nostro comitato, quello che coincide con il mese di ottobre, che è il mese, come si diceva, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un mese durante il quale la salute della donna diventa una priorità. Ottobre Rosa per il Comitato Andos di Ovest Vicentino quest'anno tocca ben 30 comuni con 40 eventi. È sicuramente un impegno molto importante per noi volontarie, che dimostra che lavorare in sinergia con altre associazioni del territorio e con l'ULSS 8 Berica ci permette di proporre momenti informativi, passeggiate in rosa, open day, che continuano ad attrarre e attirare sempre più persone, perché maggiore diventa la consapevolezza che la prevenzione primaria è la base per una vita più sana e per affrontare poi, in caso di malattia, in maniera più efficace le cure mediche. Il fatto che tanti comuni chiedano la nostra presenza rappresenta un traguardo per tutto il lavoro che viene svolto annualmente sia in sede che presso la Breast Unit ULSS 8 Berica. Infatti le nostre volontarie sono accanto alle persone ammalate sin dal primo giorno dopo l'intervento, ma anche dopo la diagnosi. Supportano i familiari e aiutano le donne nell'affrontare la malattia e le terapie, e anche nella scelta della parrucca, per dire, che sembra una cosa banale, ma è importantissima per una donna. L'associazione poi offre il servizio di trasporto per la radioterapia in ospedale a Vicenza, organizza l'attività motoria in 4 comuni, offre la consulenza di una sindacalista e tanto altro.
Tutto questo viene fatto grazie ai numerosi benefattori e alla raccolta del 5 per 1000 che ci permette di finanziare la presenza della psicologa presso il centro donna. La stessa psicologa si trova nella nostra sede una volta al mese per l'incontro con i familiari e sempre in sede per la formazione delle volontarie, che è una cosa fondamentale, la formazione delle volontarie. Finanzia anche poi l'ambulatorio di una nutrizione e un fisioterapista per la cura del braccio con linfedema. Servizio questo divenuto efficiente e rispettoso dei tempi di cura in affiancamento al personale dell'ULSS ovviamente. Inoltre Ottobre Rosa sta diventando sempre più un momento non solo dedicato alla donna, ma anche agli uomini per noi, con serate informative in tema di cardiologia e di prevenzione del tumore alla prostata. Questi temi ci sono stati sollecitati proprio dalle varie amministrazioni che hanno ritenuto di garantire informazione e attività di prevenzione rivolta precedentemente e soprattutto alle donne, ma anche agli uomini. Ecco, io penso di aver detto in maniera abbastanza succinta quanto noi facciamo. Ringrazio la consigliera regionale Milena Cecchetto, che è anche la nostra madrina, per aver voluto fortemente questo incontro. Grazie. Grazie Annalisa. Quando vedrete i programmi ci sono incontri per tutti i gusti. Quindi la fantasia delle volontarie dell'Andos è meravigliosa perché passa dalla parte diciamo medica alla parte ludica, che possono essere appunto le camminate piuttosto che le uscite, piuttosto che la ginnastica. È accessibile a chiunque e ha sempre una parte ludica, perché poi il bello di stare insieme, sia che sia una serata approfondita di qualche argomento che interessa, piuttosto che un momento, io ho sempre detto che le ragazze dell'Andos, soprattutto le amministrazioni, sanno organizzare l'agenda meglio di qualsiasi segretaria in termini di incontri. Adesso passerei la parola per l'Andos di Portogruaro alla presidente, la dottoressa Concetta Raiti, che è presente con la vicepresidente Cristina Faggiani. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio per questo gradito invito. Sono la presidente Andos di Portogruaro da maggio del 2024, oncologo medico da circa 30 anni. Sono onorata di far parte dell'associazione Andos perché è un'associazione molto attenta a tutti gli aspetti della prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. Prevenzione primaria con cercare di informare la gente di quanto è importante, le persone, di quanto è importante questa prevenzione per ridurre l'incidenza dei tumori. Prevenzione primaria che guarda i corretti stili di vita, cioè evitare di fumare, ridurre l'alcol, fare attività fisica, attenzione a una dieta equilibrata e bilanciata per mantenersi normopeso e quindi ridurre l'obesità e il sovrappeso, che è un fattore di rischio per l'insorgenza dei tumori. Ricordiamo anche che la letteratura ci raccomanda di osservare i corretti stili di vita e quindi la prevenzione primaria, perché si possono ridurre circa il 40% dei tumori. La prevenzione secondaria è la diagnosi precoce, quindi lo screening mammografico ed ecografico per tutte le donne dai 50 ai 74 anni. In alcune regioni da quest'anno la fascia di età si è abbassata dai 45 anni fino ai 74 anni, quindi anche la regione Veneto rientra in questa fascia di età. La diagnosi precoce è molto importante perché scoprire il tumore in una fase iniziale ci permette di avere più possibilità di guarire la donna malata di tumore al seno. Quindi raccomando di aderire alla prevenzione secondaria, agli screening. Quando arriva la cartolina a casa dobbiamo ricordarci che quella cartolina, quell'invito a partecipare allo screening mammografico ed ecografico è importantissimo perché ci può salvare la vita. La diagnosi precoce permette di guarire sempre più persone ammalate di tumore al seno. E poi la prevenzione terziaria, cioè rivolta alle persone che hanno avuto un tumore,
che sono guarite dalla malattia, ed è importante per ridurre il rischio della recidiva, della ripresa di malattia. Questi sono i dati della letteratura, quindi è importante raccomandare a tutte le donne che sono guarite dal tumore di osservare i corretti stili di vita, quindi non fumare, non assumere alcolici, dieta bilanciata ed equilibrata, attività fisica, basta circa 30 minuti al giorno di attività, significa camminare, andare al lavoro a piedi, non prendere l'ascensore ma fare le scale, per cercare appunto di mantenersi normopeso, perché l'obesità e il sovrappeso rappresentano un fattore di rischio per la ripresa della malattia. Quindi la nostra associazione raccomanda sempre l'importanza della prevenzione su tutti i 3 aspetti, della primaria, secondaria e terziaria. Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, sta vicina alle donne che affrontano la malattia, sia durante la diagnosi e poi durante il percorso e anche dopo. Ed è per questo che organizziamo dei convegni per ricordare appunto gli aspetti della prevenzione. Organizziamo la camminata rosa, perché è importante il movimento. Ogni anno nel mese di ottobre il comitato di Portogruaro organizza questa camminata. È una camminata che coinvolge tutti, proprio perché per ricordare quanto importante è lo sport, la solidarietà, la socializzazione e lo stare insieme. Inoltre, come prevenzione terziaria, quindi star vicino alle donne che hanno superato la diagnosi, il percorso di cura, l'Andos di Portogruaro appoggia il progetto L'Arte che cura, curare con l'arte, quindi le visite guidate ai musei, alle mostre, proprio perché l'arte è importante per quello che riguarda il supporto psicologico e fisico della paziente. E poi cerca di star vicina alla donna che ha terminato il percorso di cura, perché ricordiamoci che è importante l'inserimento nella società, quindi riprendersi il lavoro, perché molto spesso non è scontato che una donna che riceve la diagnosi di tumore al seno, affronta le cure, poi nel momento in cui finisce il suo percorso di cura si trova con un'ulteriore difficoltà, che è quello proprio di avere o il suo posto di lavoro, comunque l'inserimento nell'ambiente lavorativo e anche nella società. Io ringrazio per l'invito e grazie. Passerei la parola ad Andos Rovigo, alla Presidente, la dottoressa Maria Lalla Monesi, che è qui con la Vicepresidente Isabella De Giuli, con la Vicepresidente Rossana Bressan e con la volontaria assistente Maria Elena Andreoli. Grazie intanto a te Milena, grazie al Presidente, grazie per questa opportunità. Io non mi soffermo a ridire quello che fa Andos, perché le colleghe l'hanno detto prima e anche Andos di Rovigo è allineato su quelle che sono le linee guida nazionali. Vi voglio invece parlare un attimo di questo progetto. Come vedete noi non lo chiamiamo Ottobre Rosa, il progetto si chiama Donne in seno di poi. Si chiama così perché nasce da una collaborazione un po' anomala che noi abbiamo fatto sul territorio. Nel 2008 tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo, garante l'amministrazione provinciale di Rovigo, hanno firmato con Andos un patto di alleanza, tale per cui Andos è a disposizione di tutti i comuni, delle amministrazioni, e le amministrazioni comunali sono a disposizione nostra per qualsiasi iniziativa ed evento volto a promuovere la diagnosi precoce e la cultura della prevenzione. Devo dire che sono cambiate, lo dico con grande orgoglio, perché dal 2008 ad oggi ovviamente le amministrazioni comunali sono cambiate, così come è cambiato l'assetto dell'amministrazione provinciale, ma non è mai cambiato niente, non abbiamo mai avuto nessun comune che ha ritirato, perché l'uscita dal patto ovviamente è libera, ma nessuno ha mai rinunciato a questa cosa. Nasce il progetto Donne in seno di poi l'anno successivo, che è un progetto che parte con l'Ottobre Rosa, è il nostro punto di partenza, ma che, siccome bisogna dare risposta a 50 comuni, e insomma non sono pochi, e quindi in un mese non riuscivamo ovviamente ad organizzare eventi su tutto il territorio, per cui abbiamo cominciato ad allungarlo e siamo arrivati alla scadenza che è quella del 30 marzo, in cui marzo è un po' l'alter ego di Ottobre Rosa, visto che è anche il mese dedicato alla donna.
Parliamo di prevenzione, ma ogni anno noi abbiamo avuto un tema fisso, ci siamo occupati dei diritti delle donne, dei pazienti, ci siamo occupati di problemi legati alla sfera sessuale, alla fertilità, quindi c'era comunque una linea guida. La linea guida di quest'anno, sempre accanto alla diffusione della diagnosi precoce e alla prevenzione, è quella del mondo cancro, pianeta cancro come l'abbiamo definito. Cioè portare tutte quelle informazioni, e lo farà il nostro staff, quindi i nostri operatori andranno a farlo in giro per i comuni, a spiegare tutto quello che c'è dietro dopo la diagnosi, perché come tante amministrazioni ci hanno ricordato, alle breast unit la paziente ci arriva mandata dal medico di base, ma poi torna a casa e quindi qua dobbiamo intervenire. Abbiamo inventato ogni anno un'iniziativa nuova perché abbiamo bisogno di raggiungere più persone possibili, perché anche i convegni sono molto importanti, ma quando si mette la parola tumore la gente fa un po' fatica, ok? Ma non mi riguarda, poi dopo è tardi. E allora abbiamo inventato vari eventi. Siamo passati dal concorso di prevenzione rap, in cui abbiamo invitato giovani rapper, è stato fatto a livello nazionale, perché promuovessero una canzone rap, appunto, da divulgare attraverso i giovani, che incitasse un po' alla prevenzione. Abbiamo inventato il progetto Donne in Corsa Life is Pink. Oggi abbiamo 33 comuni che organizzano la camminata, perché la cosa particolare di questo progetto è che ogni comune poi, guidato da noi, coordinato da noi, ma va ad organizzare autonomamente qualcosa sul territorio, ok? L'anno scorso alle camminate rosa abbiamo raggiunto oltre 4.500 donne. A queste persone noi abbiamo parlato di prevenzione, perché a ogni camminata c'è un nostro esperto che non va solo a fare i saluti, porta il materiale e spiega brevissimamente, in maniera sintetica per carità, però da questi flash. 4 anni fa abbiamo inventato il progetto di Come Danza di Come Donna, perché abbiamo pensato che una ballerina fin da giovane ha una particolare attenzione al proprio corpo, e poi anche una ballerina giovane ha una mamma, una zia, una sorella, una nonna, un'amica, comunque dietro c'è un mondo. Abbiamo fatto una prima rassegna di danza provinciale coinvolgendo un bel po' di scuole di danza del Polesine, e adesso i comuni lo organizzano autonomamente, quindi avremo più rassegne di danza. L'anno scorso solo con la danza abbiamo superato le 2.600 presenze. A queste 2.600 persone noi abbiamo parlato di prevenzione in un momento conviviale, in un momento in cui comunque la mente, come dico sempre io, era aperta, perché rilassata dall'evento, si parlava prima del momento ludico e quant'altro, la mente è aperta e quindi il messaggio arriva, ok? L'anno scorso una nostra volontaria, e quest'anno avremo il piacere anche di avere il presidente nazionale, mi chiama e mi dice, che è la nostra estetista oncologica, mi chiama e mi dice: ma sai, ho una voglia di organizzare una fiera della bellezza. Va bene, proviamo, andiamo. Siamo passati da 12 stendisti l'anno scorso a 41 di quest'anno. Quest'anno sarà in realtà un evento enorme, lo presenteremo più avanti, per cui per adesso non dico niente, perché lo presenteremo un po' più avanti. Però sarà un momento molto molto particolare, perché si parlerà di benessere a 360 gradi. Noi vogliamo che una persona entri e fa tutto un percorso che normalmente, per parlare con tutte quelle persone lì, perché andiamo dal farmacista, il primo che mi viene in mente, al fisioterapista, il nutrizionista, l'estetista, ci sarà trucco e parrucco gratuito, insomma l'operatore olistico, piuttosto che insomma di tutto e di più, e tutto accesso gratuito, tutti i servizi. Uno entra, si fa il giro e trova tutte quelle informazioni che magari ci mette 2 mesi per avere tutti i vari appuntamenti. Ecco, li avrà tutti in una giornata. E poi tanti altri eventi che mi sono anche persi il volantino, mica me li ricordo tutti, perché ci sono un sacco di eventi eccoli qua. Ci sono, come vedete, un bel po' di serate informative. Abbiamo, anche noi ovviamente andremo ad aprire i nostri ambulatori con il progetto. Sapete che alcuni di voi purtroppo sanno che la dottoressa ce lo insegna, durante le terapie oncologiche spesso ci sono problemi di calo di visione, di calo dell'udito e quant'altro, per cui Andos ha attivato immediatamente per le proprie volontarie un servizio con ottico, tecnico audiometrista, eccetera, per il controllo in sede. Questa cosa abbiamo deciso di aprirla
con queste persone che collaborano con noi e di dare prevenzione anche in questo senso. Quindi tante iniziative, tanti momenti, ma io ci tengo soprattutto a ringraziare la Regione, che comunque è sempre al nostro fianco. Come vedete, gli sponsor e i patrocinatori di questo evento sono tanti, la Regione è sempre presente, devo dire, con i suoi rappresentanti, ma non solo con i nostri locali, in generale, ecco, perché anche il Presidente Zaia è sempre stato molto vicino a questa iniziativa. E poi ovviamente tutto il territorio, ecco, per cui se io vi posso dire, avere dietro l'istituzione, noi abbiamo seguito sempre quella che era la linea del nazionale, non ci dobbiamo sostituire all'istituzione, la dobbiamo integrare. Se noi riusciamo a seguire correttamente questo percorso, io credo che andiamo molto lontano. Noi operiamo dall'86, sono 40 anni l'anno prossimo e questi risultati si ottengono proprio perché non abbiamo mai voluto prevaricare, ma ci siamo sempre messi a disposizione. Per cui un grazie al mio staff e alle mie volontarie, io dico mie volontarie, mio staff, perché l'ho spiegato una volta perché mi guardavano come dire questo è un po' fuori di testa, ma mie significa famiglia, perché Andos è famiglia, io quando parlo di famiglia parlo della mia famiglia e quindi Andos sono le mie volontarie e il mio staff, ecco, in questo senso lo dico. Per cui io non aggiungerei altro, a disposizione. Grazie Presidente. Se avevate bisogno della conferma delle forze della natura che sono ste ragazze, credo che cominciate a avere un'idea. E a proposito di forze della natura, passo la parola alla Presidente dell'Andos San Donà, la dottoressa Antonella Pasquariello. Buongiorno a tutti e convenuti anche a chi ci vede in streaming. Io sono Antonella Pasquariello, sono la Presidente di Andos San Donà di Piave, ma sono anche componente del direttivo nazionale. Ed è a questo proposito che porto i saluti della nostra Presidente, la dottoressa Flori De Grassi, perché ho comunicato alla dottoressa questa opportunità che ci è stata dalla consigliera Cecchetto, per cui ben volentieri partecipiamo, perché questo non è soltanto una vetrina di Andos regionale, Andos dei comuni del Veneto, ma è una vetrina soprattutto dell'Andos nazionale, come giustamente prima diceva la consigliera Cecchetto. Andos nazionale è presente in Italia dal 1976. Appare a Trieste, e c'era già la nostra dottoressa Flori De Grassi, che era una giovane chirurga senologica, come ricorda lei, e c'era la prima presidente, la signora Nemez. Nasce come associazione mastetomactizzate, perché ricordiamo che l'intervento una volta era assolutamente demolitivo, c'era solo quello. E come si diceva prima, non c'era altro. C'era un intervento, si tornava a casa, basta, stop. E la donna subiva questo intervento e basta, senza poter neanche sfogare, perché non era neanche possibile che le donne parlassero di questo, perché una volta non si poteva parlare di quello che succedeva. La famiglia ovviamente ne era coinvolta, ma in maniera marginale. Andos è entrata in questo cercando di dare risposta a questo bisogno di parole. Infatti, se dapprima si è iniziato con l'aspetto fisico, perché Andos si occupava soprattutto del braccio linfedemico, per cui tutta la riabilitazione che non esisteva agli ospedali. Infatti a Trieste, all'Università di Trieste, c'è documentato il metodo Andos della riabilitazione. Per cui da questo primo grande bisogno si è arrivati poi adesso negli anni a parlare poi di aiuto psicologico, la terapia, il recupero, perché è importantissimo. Noi parliamo sempre di ferite del corpo, io sono donna operata ed è questo che ci caratteristica, il fatto che Andos, nelle donne, i comitati sono donne operate, affiancate anche da professionisti, affiancate da sanitari, affiancate anche da coloro che sono nel mondo olistico adesso, ma soprattutto siamo donne operate che sanno bene cosa hanno avuto e cosa hanno sopportato, ed è quello il nostro prenderci carico delle donne che arrivano ai nostri sportelli, il fatto che sappiamo subito. Io amo dire che da un'occhiata ci capiamo, a prescindere che possiamo avere i capelli o meno, il fatto che poi comunque queste cose le subiamo anche fisicamente, ma subito capiamo, e questo secondo me è il prendisicuro immediato. E Andos lo fa in 52 comitati in Italia.
Non facciamo solo questo, lo facciamo un po' di tutto. La caratteristica nostra è che comunque i comitati sono autonomi, per cui possono svolgere le loro attività sempre seguendo quello che è l'indirizzo dell'Andos in maniera autonoma, cercando di portare sempre di più, e sono felice di quello che stiamo facendo oggi perché vediamo che arriviamo a tantissime donne, ma ne ci sono anche tante altre. E mi piace dire il fatto che Andos, senza voler essere polemica o assolutamente essere campanilista, ha un quid in più rispetto alle altre associazioni, perché quello è il fatto, perché siamo noi, siamo donne. Viva il campanile. Assolutamente. E viva il campanile. Siamo donne ed è questo che ci porta immediatamente ad essere con le altre. Facciamo un po' di tutto in Andos Nazionale, facciamo le attività, perché da quel famoso 1976 ovviamente ci siamo rapportate, le donne sono cresciute, le donne non sono più in casa, le donne sono al lavoro. Per cui Andos dall'anno scorso ha promosso anche quello che è il tema della tossicità finanziaria. Non parliamo più e basta di tossicità fisica, è vero, l'oncologa me lo dice, le cure ci portano una grande tossicità, che non è vero che finisce in 1 anno o 2, ce la portiamo appresso per anni e anni e anni. Io per fortuna sono 15 anni che ho finito quel percorso, però non sono scevra da quelle che possono essere le conseguenze che mi sono venute, quelle grosse terapie che adesso per fortuna sono molto più mirate, ci hanno portato. Facciamo per cui delle attività che sono legate al riconoscimento delle tutele delle donne. La donna nel mondo del lavoro, quando affronta una malattia, donna e uomo che esso, ma noi ovviamente parliamo delle donne operate, quando affronta questa malattia molte volte si trova catapultata fuori da quello che poteva essere il suo ruolo sociale. Molte volte, purtroppo abbiamo visto da un questionario che abbiamo svolto, perde anche il lavoro. L'ambiente lavorativo, i colleghi soprattutto, perché nel questionario che ci è arrivata la risposta non è tanto il datore di lavoro, che magari è anche attento, non in tutti i casi, sono i colleghi che le fanno muro, perché ovviamente quando una persona è malata non sai più se è quella persona che avevi prima, vedo delle teste che annuiscono, perché questi sono gli argomenti che dobbiamo portare molte volte. E della cosa che dobbiamo portare il fatto che non dobbiamo spaventarci. Quando noi parliamo alle donne operate, parliamo a tutte le persone, anche a coloro che stanno bene, e dobbiamo parlare a queste persone dicendo che non dobbiamo essere spaventati di avere una persona che ha subito un cancro, che sta facendo delle cure, perché molte volte è difficile la relazione, ed è quello che noi cerchiamo di portare. Tutele, diritti nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale. Quando torniamo dal lavoro, è successo, non voglio dirlo anche a me perché si va in screaming, ma perdi la tua scrivania molte volte. Te la devi riconquistare quel posto di lavoro, per cui anche se hai poche forze, non c'entra. Hai delle tutele perché hai la 104, permessi, congedi, hai tutte le altre cose, però devi tornare a conquistarti quel posto. Ma le donne sappiamo che così non è. Già subiamo una differenziazione in quelle che sono le retribuzioni e anche i ruoli, per cui figuriamoci quando una donna può essere malata. Per cui Andos parla di questo, parliamo di tutele, di diritti che devono essere conosciuti e dobbiamo cercare con forza di riportarci tra di noi. Altra cosa legata a questo è lo screening. Ovviamente Andos Nazionale appoggia lo screening in maniera assoluta, come appoggia anche la presa in carico delle persone nelle breast unit. Appoggiamo le breast unit assolutamente, perché è quello l'ambito in cui la donna è riconosciuta con tutti gli professionisti che possono darle una mano e darle un aiuto. Lo Shield è l'ultimo progetto che è stato fatto da Andos, praticamente ve lo dico in inglese, però sappiate che il mio inglese è abbastanza così, però cercherò di dirvelo in inglese. Adesso ve lo dico subito, un attimo solo che devo tornarci. Abbiate pazienza perché sono poco avvezza, però ci arriverò allo Shield. E comunque lo Shield praticamente è questa nuova cosa che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Sapienza, casomai poi lo scriveremo perché adesso mi sono persa la pagina purtroppo. Riguarda il fatto di portare la conoscenza, lo screening, la conoscenza di quelle che sono tutte le nostre possibilità di stare bene alle donne, a tutte le donne, specialmente quelle meno emancipate, che ce ne sono ancora. Siamo nel 2025, ma c'è una fascia di persone che ancora non approcciano. Non rispondono agli screening, per fortuna non in Veneto, ma in altre regioni d'Italia assolutamente succede. Poi abbiamo donne che comunque vivono nelle fasce della società meno abbiente, ce ne sono. Abbiamo tantissime donne immigrate ormai in Veneto anche, donne immigrate che molte volte per la loro cultura e per la loro religione non vengono
approcciate a questa cosa. Per cui Andos, anche in questo, secondo noi, in maniera assolutamente illuminante e prime in assoluto in Italia, andiamo anche in quelle fasce. A Roma hanno fatto questo bellissimo progetto, sono andati in 6 borgate, portando la conoscenza, portando un oncologo e portando lo screening. Adesso abbiamo fatto un corso a maggio per cui siamo esperti in patients navigation, e io sono una di quelle, sono molto fiera di essere questo, per cui riusciamo ad andare da queste sacche di persone in collaborazione con le ASL ovviamente e con la regione anche, nel senso che dobbiamo fare delle convenzioni per riuscire a fare degli incontri sullo screening, sulla prevenzione a queste fasce di donne, anche tramite mediatori culturali con delle convenzioni con l'associazione di volontariato che sono presenti nel territorio. Per questo dico, dal 1976 al 2025, come Rovigo comunque ne conferma, come tutti gli altri Andos, non ci siamo assolutamente fermati, ci stiamo evolvendo, accompagnando la donna in ogni suo settore, dalla donna manager, ma anche dalla donna che può essere in strada, che fa la clochard. E questo è quello, perché come diceva prima lei, importante prendersi cura e volersi bene. Questo è quello che noi diciamo. Lo diciamo a Ottobre Rosa, lo diciamo a marzo, ma lo diciamo 365 giorni all'anno. Sandona, piccola parentesi, ricordati di te sempre. Noi lo diciamo in arancio perché l'arancio è il colore della felicità e della gioia, e la rondine, che è il nostro simbolo, è perché la rondine torna sempre. Per cui non potete eliminarci assolutamente. Noi vorremmo eliminarci, autoeliminarci, perché vorrebbe dire che il cancro non ci sarà più. Però soltanto facendo prevenzione potremmo forse arrivare a questo. Andos Nazionale ovviamente segue i dettami quelli che ci arrivano da Andos Nazionale, ovviamente siamo autonome, per cui facciamo... Cos'è che la cosa che ci preme? Nel 2019 facciamo un congresso nazionale, lei all'epoca non c'era ancora probabilmente, però sono venuti altre persone nel Consiglio regionale, per cui la cosa che ci preme è la comunicazione, come dicevo prima. Comunicazione a 360 gradi. Si parlava di comunicazione medico-paziente perché chi ha iniziato il percorso molti anni fa si ricorda che c'erano i cosiddetti baroni. Guai. Ma dottore, silenzio e muta, ascolta, basta, fai quello che dico io, nessuna domanda, mi raccomando. Invece adesso i medici hanno fatto anche loro un grandissimo passo avanti. Io mi commuovo quando leggo di questi medici, ho visto dei medici ai nostri congressi piangere, perché dicevano: io come faccio a dare una diagnosi pessima ad una persona, a una donna, a un uomo? Ci vuole una grande volontà, una grande preparazione e una grande formazione. Questi medici hanno fatto un grandissimo passo avanti, ma come si diceva prima, la comunicazione non è solo medico-paziente, è la comunicazione tra me e lei. È nell'ambito del lavoro, nell'ambito sociale, nell'ambito delle situazioni politiche. Una comunicazione che molte volte, quante volte c'è successo che incontriamo un'amica e non ha il coraggio di chiederci come stavamo? O quante volte ci chiede come stai e poi dice: ma sai, io ho avuto questo, ho avuto quello, ho avuto quell'altro. Quelle piccole cose su cui noi diciamo: se educhiamo le persone, le donne operate, dobbiamo educare anche i caregiver, dobbiamo educare tutta la cittadinanza e tutte le persone che stanno vicino a queste donne, perché è importantissima. Una corretta comunicazione è metà di guarigione, per cui su questa cosa assolutamente non... Altra cosa che con Andos Nazionale e tutti i comitati ne hanno già parlato è della cura dell'arte e curare con l'arte, perché è essenziale arricchirci e impreziosirci con la bellezza. Io ricordo che appena fatto il primo colloquio con l'oncologo mi ha detto: signora, adesso va a casa e si ascolta un disco. Scusa, un disco? Ho penso, appena fatta una HM mi ascolto un disco. Cioè, la cosa non entrava proprio nella mia... Oppure vai fuori, fatti una passeggiata, ma qui Concetta sicuramente mi dirà che è così. Perché è quello di cui dobbiamo fare, cercare di non pensare a quello che ci sta succedendo, a chiuderci noi stessi, ma aprirci al resto. Per cui quello che noi organizziamo ormai da 3 anni è la giornata dell'arte. Quest'anno a San Donà facciamo una presentazione di un libro con il Coro Monteperalba, che forse lei avrà anche sentito, che è molto importante. E poi, ma non voglio parlare di San Donà perché giustamente poi le manderemo, che se volete pubblicarle sul sito della Regione. Allora, la cosa che invece mi preme dire, dato che sono in una
iscrivetevi all'Andos, donne operate al seno, che avete paura perché dite ma io non vado in quel comitato perché non voglio piangermi addosso. Avete la certezza oggi che non ci piangiamo assolutamente addosso, anzi balliamo, perché tutti noi facciamo i corsi di ballo, abbiamo 11 squadre di Dragon Boat, per cui anche questo San Donà ce n'è una e faremo il prossimo anno i mondiali in Francia e siamo contentissimi, per cui facciamo attività, qualsiasi tipo di attività che ci liberi la mente, l'anima e il cuore, e anche il fisico starà molto meglio. Scusatemi. Grazie. Grazie Presidente. Io passo la parola in fretta all'Andos Olio Po dell'ospedale Pederzoli. Abbiamo la responsabile Andos del comitato Olio Po sezione Garda, perché ovviamente siamo fuori regione, la dottoressa Loredana Dragotta, e poi passerò la parola alla dottoressa Laura Roncari per la presentazione di un bel progetto. Buongiorno a tutti, grazie Milena per l'invito. Sono onorata di essere qua. Io sono Loredana, sono la responsabile Andos Comitato Olio Po sezione Garda. Sono stata invitata perché la nostra sezione appunto opera sul territorio. Porto i saluti del nostro presidente, che è il dottor Claudio Pagliari, vicepresidente anche a livello nazionale, e oggi purtroppo non è potuto intervenire perché lavorava, era in sala operatoria, quindi vi porto i suoi saluti. Io mi sono un po' concentrata un po' diversamente rispetto a quello che ho sentito prima, concentrandomi su quello che faremo in questo Ottobre in Rosa come sezione. Noi come sezione Garda facciamo parte del PDTA della Mammella, quindi siamo presenti all'interno della riunione multidisciplinare della Breast Unit, e come Ottobre in Rosa abbiamo cercato di creare degli appuntamenti, appunto Breast Unit e associazione insieme, appunto associazione e sezione Garda. Iniziamo con il 20 settembre, non so se si possano vedere le immagini, con una mostra a Malcesine, a Palazzo dei Capitani, una mostra fotografica che si intitola Io ero, sono, sarò. È un progetto fotografico di Silvia Modio. Ogni corpo, ogni volto, ogni sguardo raccontano la meraviglia di una storia irripetibile. Questa diciamo, è una mostra portata avanti da una nostra volontaria della nostra sezione, e lei ci tiene molto, è un progetto a cui tiene molto, quindi lo porta in giro e come associazione noi l'appoggiamo. Altro evento sarà il 19 ottobre, Navigandos, perché come abbiamo detto prima non è solo di serate informative, ma è anche una cosa nel trovarsi insieme. Il progetto nasce nel 2019, poi a causa Covid ci siamo dovuti fermare. Il progetto nasce proprio per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione. Quindi con le barche a vela ci fermavamo nei diversi porti, perché fortunatamente noi abitiamo sul Garda, quindi abbiamo questa possibilità. Poi causa Covid ci siamo dovuti fermare, ma abbiamo sempre tenuti, e quest'anno è la 7ª edizione, una giornata da dedicare sì alla prevenzione, quindi facendo informazione, ma da trovarci insieme. Purtroppo, dico purtroppo perché il posto è quello che è, abbiamo tirato fuori la locandina 2 giorni fa, ma l'ho dovuta ritirare perché c'è già pieno. Usciremo il 19 ottobre con 17 imbarcazioni, già piene di pazienti e caregiver, perché come avete già detto prima anche voi, è molto importante non solo la paziente, ma anche chi ci vive accanto. Il 26 ottobre saremo con le Pink d'Arsena di Bardolino per una camminata insieme, anche questo per sensibilizzare la popolazione appunto alla prevenzione. Poi ci saranno varie serate informative con i comuni limitrofi, e un'altra uscita che ritengo molto importante, perché io oltre ad essere una paziente, ad essere responsabile di una sezione, sono un'infermiera che lavora in oncologia, quindi tutti i giorni sono accanto alle nostre pazienti, molto giovani. Quindi quest'anno portiamo una nostra paziente che ha affrontato purtroppo questo percorso e ha scritto un libro. Lei è una paziente giovane con bambini piccoli e quindi ha scritto un libro proprio con i cartoni, quindi raccontando la cellula impazzita, l'ha intitolato proprio così. E quindi mi piace proprio portare questa cosa, questa testimonianza.
Altra cosa, continueremo con i progetti che sono già in atto, quindi dalla cura al prendersi cura, quindi l'estetista oncologica, il DN-CHAN. Noi abbiamo una nostra volontaria che fa riflessologia facciale proprio all'interno dell'ospedale, quindi viene in oncologia, passa per le poltrone, per i letti a fare proprio questa cosa. Altro progetto a cui io tengo molto sono le cuffiette refrigeranti. È un progetto nato da noi 2 anni e mezzo fa. Come associazione abbiamo dato il contributo e abbiamo dato 50 caschetti al reparto di oncologia del nostro ospedale, e di questa io ne vado fiera perché è a prescrizione medica, quindi sarà l'oncologo a decidere se si può o non si può utilizzare, e da 2 anni e mezzo a questa parte abbiamo avuto buonissimi risultati. Io voglio concludere dicendo così: cancellare, ridipingere, sorridere, riprendere a camminare attorno al percorso di malattia e di cura rappresenta un momento fondamentale per riscoprire la propria integrità e bellezza. E lascio la parola alla dottoressa Roncari, che è la nostra fisiatra della Brest, che vi presenterà il progetto che porteremo appunto in Ottobre in Rosa. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Ho chiesto a Loredana di rimanere vicino a me perché i progetti sono condivisi. Andos per noi è fondamentale perché effettivamente solo chi ha affrontato un determinato percorso può capire cosa una donna necessita in determinati momenti della vita. Quindi il nostro scopo è quello di associare sempre le informazioni della letteratura scientifica al riscontro poi quotidiano di quello che viene vissuto. E ringrazio Milena per il suo entusiasmo e l'interesse che ha mostrato, è stato eccezionale da questo punto di vista. Porto i saluti a nome della nostra amministrazione e direzione dell'ospedale Pedrazzoli. Io sono una fisiatra, mi chiamo Roncari Laura e sono la referente della riabilitazione per le donne operate al seno. Vi presento un pochino la nostra attività. Abbiamo un settore della riabilitazione ambulatoriale dedicato, ci sono delle terapiste donne che si occupano solo di questo tipo di attività. È importantissimo l'aspetto riabilitativo perché a fronte del fatto che tutta la parte diagnostica e poi anche di cura, non solo chirurgica, ha fatto dei passi da gigante, ovviamente le necessità per la donna nel post-intervento, anche a lungo termine, sono indispensabili. Spesso passano un pochino in secondo piano, ma la qualità di vita viene prima di tutto il resto e questo è fondamentale. E oltre ai trattamenti normalmente effettuati, quindi la normale fisioterapia per il recupero del braccio e il trattamento per il linfedema secondo le indicazioni internazionali, abbiamo deciso negli ultimi anni di arricchire un pochino l'offerta riabilitativa anche con attività di gruppo, perché si sa da letteratura che le attività di gruppo hanno tantissimi effetti positivi, proprio perché c'è questo principio di condivisione e parlare, confrontarsi con chi ha vissuto o sta vivendo un'esperienza simile alla propria è molto molto importante. Associato a questo, abbinare delle tecniche riabilitative e dell'esercizio fisico che, come abbiamo già sentito dalla collega, ha dei riscontri poi importantissimi dal punto di vista della salute, risulta poi un connubio vincente. Proprio per questo abbiamo iniziato con le prime attività anche all'interno delle mura dell'ospedale e la prima attività che è partita appunto è il Pilates riabilitativo. Chiedo se può partire il primo video. Credo che le immagini parlino sempre più di tanti concetti poi espressi. E una delle nostre terapiste preparate per questo prende spunto da alcune tecniche di Pilates adattate all'ambiente riabilitativo e dedicate proprio alle donne operate al seno. È un'attività che viene svolta con il Sistema Sanitario Nazionale con il supporto di Andos, che è sempre al nostro fianco in qualsiasi tipo di attività dedicata alle donne. Quindi all'interno dell'ospedale abbiamo degli spazi dedicati, degli orari dedicati e c'è un libero accesso indipendentemente dal posto dove si è stati operati o seguiti. Siamo qui apposta. Quindi tutto questo ovviamente poi è un riscontro molto importante, sentire come le pazienti vivono questa esperienza è qualcosa per noi di fondamentale. Dalla letteratura sappiamo che l'attività di Pilates è molto importante non solo per il recupero del braccio, ma anche per il recupero di una buona simmetria posturale, per l'aspetto respiratorio, oltre che per tutto l'aspetto di prevenzione. Secondo video, abbiamo deciso di uscire dalle mura dell'ospedale. Sappiamo quanto l'ambiente che ci circonda condizioni le nostre risposte, sappiamo dalla letteratura che stare a contatto con la natura gioca un ruolo fondamentale, quindi abbiamo deciso di scendere lungo lago e abbiamo applicato il Nordic Walking per le nostre donne operate al seno, sempre con la supervisione di una delle terapiste preparate in questo senso, e questa attività ovviamente ha un riscontro motorio, ma non solo.
quindi tutto in ambito riabilitativo, tutto condiviso con Andos che ci supporta, ci ha regalato i bastoncini da Nordic Walking sempre all'interno dell'organizzazione della breast unit dell'ospedale, però diciamo che è un'attività che sta funzionando molto bene, le donne mostrano un entusiasmo per tutto questo tipo di attività e si uniscono tantissimo tra di loro, parlano e si confrontano, ricevono informazioni, ricevono consigli. Oltre a tutto questo abbiamo deciso di fare un passo in più, quindi abbiamo deciso di sperimentare, di provare a offrire anche delle altre alternative. Quindi oltre a quello che già sappiamo dalla letteratura, abbiamo deciso di portare la riabilitazione in barca a vela, ma non solo per fare un giro in barca a vela, proprio per fare esercizi riabilitativi. Altro video. Con la strumentazione E della qua barca. scatta la somma invidia di quelli che sono nell'entroterra, che non hanno... Esatto, quindi quello che viene fatto sfruttando le cime, gli winch, tutti gli strumenti della barca a vela, le pazienti possono, sotto la guida della terapista, esercitare l'arto superiore e quindi avere un recupero più possibile completo. Stiamo valutando il tutto anche con scale di valutazione per capire quanto possiamo fare bene in questo senso. È stato sottoposto anche a un comitato etico perché vorremmo fare un progetto di studio, di ricerca in questo senso, perché è un'attività che comunque sembra poter portare dei risultati molto buoni. Quello che già si sa dalla letteratura è che il riscontro psicologico è importante come attività in barca. Quello che ancora non è noto è come l'attività riabilitativa possa avere un riscontro funzionale e motorio significativo, ed è quello che stiamo un pochino provando a fare insieme. Quindi avevamo piacere di condividerlo con voi. L'obiettivo principale di tutte queste attività è, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, tornare ad amare il proprio corpo e imparare a rinnamorarsi della vita, che è qualcosa di fondamentale. Grazie mille. E credo che dopo questa presentazione... Scusami Milena, ci siamo dimenticati, ma non perché vogliamo ringraziare chi ci ospita, quindi il Fraglia Vela, perché ci ospita sia per Navigandos, e vi posso dire che siamo veramente in tanti. Quest'anno 17 imbarcazioni, più quasi 150 persone, quindi non c'è ristorante ma lo faremo diventare, vedremo come fare. E Garda Tribordo che ci offre gli skipper appunto per portarci fuori. Grazie ancora. E comunque penso che la cosa più bella sia vedere quella vela con la rondine dell'Ando, scusatemi, ma mi commuove sempre, scusate. Grazie. Io ringrazio tutte voi, spero che il resto del Veneto, conoscendovi, da cui possa capire la potenza che siete. Vi ringrazio per tutto il lavoro che fate ogni giorno e vi lascio con quella frase che mi hanno insegnato le mie ragazze dell'Andos, che è una frase di Pablo Neruda: potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. E arancione sia.